Tira avanti. Ok. Riesci a mettere la testa in alto. Ottimo. Riesci a mettere la testa in alto. Ok. Bravo Ottavia! Un applauso liberatorio, quello degli oltre 70 soccorritori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che con medici e infermieri hanno collaborato ininterrottamente per 2 giorni. Obiettivo: salvare la speleologa bresciana Ottavia Piana, rimasta bloccata e ferita nella grotta di Fonteno Bueno, nel Bergamasco, a 150 metri di profondità, e trarla in salvo. Tra gli angeli anche i soccorritori del gruppo vicentino che si sono alternati con le altre squadre dalla Lombardia, Piemonte, Trentino e Emilia-Romagna. Ogni singolo giorno passato ad esercitarsi e ne è valso davvero la pena, perché ciò che siamo riusciti a fare è stato qualcosa di veramente grande. Hanno lottato con il clima avverso, la pioggia, la grotta con molta acqua, le raffiche di vento. Su bene, aiutano. Mica ce la fai o viene qualcuno piano. C'erano moltissimi laghi da superare con delle corde, quindi venivano attrezzate delle teleferiche, e i pozzi, c'erano pozzi molto profondi, anche di più di 50 metri, e molti passaggi stretti, gallerie da superare, quindi sempre portando la barella di peso, aiutati con le corde, quindi la progressione è stata molto lenta proprio per la complessità di questo abisso. I cunicoli stretti e scivolosi, le profondità, la morfologia della grotta molto lunga hanno reso questo salvataggio tra i più complessi dell'ultimo decennio. Questo è sicuramente uno dei più grandi interventi degli ultimi anni in Italia, e a memoria si deve tornare indietro nel 2007, quando ci fu un incidente in Marguerite, nel Piemonte, e vennero impiegate più di 100 persone per 4 giorni, e da allora in Italia questo è sicuramente il più importante.